speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben ritrovati agli amici di Radio Veneto 1, nuovo appuntamento di approfondimento per presentare candidati e programmi in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo 2018. Nostro ospite in questa occasione Gianni Girotto, ben trovato. Grazie a voi e agli ascoltatori. Gianni Girotto, che è senatore uscente nella legislatura da poco conclusa con il Movimento 5 Stelle, e per il Movimento 5 Stelle si ripresenta candidato nel collegio plurinominale per il Senato della Repubblica, il collegio cosiddetto Veneto 1, le province di Treviso, Belluno, Venezia e Rovigo. Senatore Gianni Girotto, negli ultimi decenni, insomma nell'ultimo quasi, diciamo, dalla seconda guerra mondiale in poi, inutile negarlo, la nostra economia ha indubbiamente avuto un grande sviluppo, ha creato molti posti di lavoro, miracolo economico soprattutto qui nel nord-est, che ha portato anche un benessere diffuso, senza dubbio. La domanda che però spesso ricorre è: a che prezzo? A che prezzo in particolare per l'ambiente? Perché poi ne abbiamo subito molte conseguenze, forse anche quella più evidente anche al cittadino comune, basta girare per le nostre strade, capannoni disseminati ovunque, insomma cementificazione, ma poi l'inquinamento anche in altre zone d'Italia. Ecco, è possibile coniugare salvaguardia dell'ambiente e posti di lavoro, occupazione, oppure dobbiamo, come dire, rassegnarci a sacrificare o l'uno o l'altro? È possibile, sì, assolutamente sì, è possibile, e quindi adesso vi darò una serie di dati che non provengono dal Movimento 5 Stelle, ma dalle associazioni di categoria, dai lavoratori professionisti che si occupano di queste filiere, di cui adesso vi citerò brevemente alcuni numeri, perché questo è l'approccio del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle prende tutto il know-how, le informazioni, l'esperienza delle associazioni di categoria e prosegue per la sua strada di salvaguardia dell'ambiente. E la cosa bellissima è che possiamo effettivamente creare tantissimi posti di lavoro salvaguardando l'ambiente, perché abbiamo tutta una serie di tecnologie che lo permettono. Forse la più famosa negli ultimi anni è quella delle energie rinnovabili, ne abbiamo parlato tante volte e ringrazio Radio Veneto 1, fotovoltaico, eolico, lo sappiamo, stanno producendo moltissima energia con un impatto ambientale decisamente meno pesante. Ricordiamoci che a parità di energia prodotta le rinnovabili producono 10 volte meno inquinamento rispetto alle fossili, e la tecnologia sta ulteriormente migliorando, per cui andremo a un rapporto ancora più vantaggioso. E poi abbiamo un altro tema di cui abbiamo parlato spesso qui a Radio Veneto 1, il patrimonio edile che spreca il 60% dell'energia che gli viene immessa per riscaldarlo d'inverno e rinfrescarlo d'estate. Ecco, allora uno dei temi principali è l'efficienza energetica, che è la priorità assoluta dell'Unione Europea. Al primo posto nella politica energetica c'è l'efficienza energetica, perché l'Europa attualmente importa più della metà della sua energia dall'estero, ed invece è stato calcolato dagli esperti che ogni punto percentuale di miglioramento dell'efficienza energetica permette una riduzione delle importazioni del 2,6%, e quindi il bilancio economico è decisamente positivo. Ora, un esempio pratico a livello europeo: solo cambiando l'illuminazione pubblica, che è un settore energivoro, pensate alle migliaia e migliaia di chilometri di piazze, di strade illuminate, solo passando alle ultime tecnologie possiamo risparmiare 300 miliardi di euro, non 300 milioni, possiamo risparmiare 300 miliardi di euro solo con l'illuminazione, questo a livello appunto europeo. Mentre per quanto riguarda gli edifici, e veniamo all'Italia, gli studi dicono che possiamo creare centinaia di migliaia di posti di lavoro, perché abbiamo 17 milioni di edifici che sprecano il 60% dell'energia che gli mettiamo. Ora io sfido chiunque di voi ad avere un'automobile con il serbatoio bucato e girare per strada sapendo perfettamente che quell'automobile, il serbatoio, perde il 60% della benzina,
del gasolio che ha dentro. Nessuno di voi continuerebbe a girare con quell'automobile, fareste persino debiti, ma la prima cosa che fareste è sicuramente andare dal meccanico e per cortesia riparami il serbatoio, riduciamo assolutamente le perdite. Ora l'abbiamo detto tante volte, si può tranquillamente dimezzare la bolletta energetica, e ricordiamo che come Italia importiamo ogni anno 30 miliardi di fonti fossili e la bolletta elettrica totale sono 70 miliardi di euro, per cui capite che abbiamo cifre in gioco molto elevate. Tra l'altro, facendo questo processo di efficientamento degli edifici, contemporaneamente possiamo fare anche l'irrobustimento antisismico, perché anche questa è una priorità. Dobbiamo sicuramente aumentare la resistenza dei nostri edifici ai terremoti, che purtroppo possiamo fare tutti gli scongiuri di questo mondo, però l'Italia è un paese sismico, periodicamente purtroppo siamo sottoposti a questi eventi e dobbiamo assolutamente ristrutturarli, irrobustirli, così come dobbiamo fare la rimozione dell'amianto, l'amianto che è presente in ancora centinaia di migliaia di muri, di intercappelli, di soffitti. E noi più volte nel corso di questa legislatura abbiamo proposto di integrare la riduzione fiscale del 65% anche agli interventi che fanno la rimozione dell'amianto, mettendo al suo posto il fotovoltaico, perché tipicamente appunto questo lo abbiamo nei tetti, però ci è stata sempre bocciata, così come la stabilizzazione dell'ecobonus, che porterebbe una programmazione e quindi la possibilità di amplificare i posti di lavoro nel settore edile. Lo sappiamo tutti, il settore edile ha avuto 500.000 di perdita di posti di lavoro immediatamente dopo il 2008. Chi lo ha salvato, il salvagente, sono state proprio le migliaia e migliaia di ristrutturazioni. Ora, se queste ristrutturazioni, o meglio, se il beneficio fiscale fosse stabilizzato per 3 anni, questi lavori si moltiplicherebbero, ma il governo non lo ha mai voluto fare. Veniamo appunto alla filiera più famosa, quella dal fossile al rinnovabile. Qua ci sono studi che si moltiplicano su questo argomento. Io cito solo l'ultimo, che è di 4 prestigiose università internazionali che prendono in esame appunto il caso Italia e dicono che da qui al 2030 l'Italia potrebbe creare 500.000 posti di lavoro sulle rinnovabili. Ricordiamo che viceversa negli ultimi 5 anni abbiamo perso 120.000 posti di lavoro, per cui voi capite che questa ipotesi non è assolutamente pellegrina. Abbiamo perso 120.000 posti di lavoro e abbiamo le fonti rinnovabili che coprono il 17% del fabbisogno energetico italiano. Capite che se vogliamo raddoppiare questa misura, che è uno degli obiettivi che abbiamo in programma, ci vogliono molti posti di lavoro. Ricordiamoci sempre che le rinnovabili sono jobs intensive, non capital intensive. Scusate sempre questi termini inglesi, vuol dire semplicemente che per fare energia da fonti fossili ci vogliono un sacco di soldi e si creano pochi posti di lavoro. Viceversa, per fare energia rinnovabili, a parità di soldi investiti, si creano molte decine, centinaia di più di posti di lavoro. Poi abbiamo un'altra filiera da convertire, ed è una filiera che abbiamo intorno dappertutto, perché è quella della petrolchimica, quindi migliaia, decine di migliaia di lacche, colle, vernici, plastiche, gomme, resine, solventi, detergenti, tutti sintetici, base petrolio non biodegradabili. Questa è una delle cose a cui accennava prima il presentatore, che diceva: abbiamo creato lavoro, sì, ma stiamo ancora inquinando tantissimo. Il caso dei PFAS, qui mi riferisco soprattutto ai veneti, i PFAS di Trizzino, della Miteni, penso sia ormai noto a molti di voi, ma è la punta dell'iceberg, tantissime lavorazioni ed anche nel settore tessile inquinano moltissimo. Ora, la notizia che bisogna urlare tutti i giorni è che tutte queste sostanze, decine di migliaia, come ho detto, possono essere fatte da base biologica, non da petrolio, e soprattutto biodegradabili. E volete sapere? Si fa già, e qui a Rovigo, a pochi chilometri da dove vi parlo adesso, abbiamo una società italiana con brevetti italiani che, anziché prendere il petrolio, riscaldarlo e ovviamente maneggiarlo spendendo molta energia, prende base vegetale,
fa lavorare i batteri a pressioni e temperature ambiente, risparmiando il 40% dell'energia, risparmiando il 40% di energia, e crea appunto questi composti chimici. Quindi si può fare, la tecnologia c'è, la politica non ve lo vuol dire, ma si può fare e si dovrà fare se non vogliamo morire tutti quanti, scusate la brutalità, di tumore o di altre malattie. Si dovrà assolutamente fare, perché abbiamo acque, aria e terreno che sono impregnati di queste sostanze, e non essendoci batteri, parlo di quelle non biodegradabili, non essendoci batteri in grado di assimilarli, di convertirli, naturalmente poi alla fine arrivano nell'alimentazione umana. Ho ricordato la filiera dell'abbigliamento perché è la seconda filiera più inquinante del pianeta. Ora abbiamo la filiera italiana tessile già pronta, per esempio quella di Prato, che è una delle più famose, già pronta a riconvertirsi in tessile pulito. Quindi voi pensate, già il Made in Italy è il terzo marchio più famoso al mondo, è il Made in Italy. Se noi andiamo nei mercati esteri e oltre a portare il nostro design, i nostri stilisti, la nostra qualità, che è rinomata, aggiungiamo anche il fatto che i nostri vestiti sono verdi, sono puliti, sono stati fatti con processi non inquinanti, ora capite che l'appetibilità nei mercati sale ancora moltissimo. Vado veloce. Filiera del riciclaggio. Riciclaggio 170.000 posti di lavoro, ripeto, sono i dati di categoria. Sono 600 miliardi all'anno, e la cosa che vi può saltare più all'occhio sono i rifiuti elettrici ed elettronici. Ne produciamo migliaia e migliaia di tonnellate all'anno, li buttiamo letteralmente via, vanno nei paesi esteri perché noi non abbiamo nemmeno un centro di smaltimento e recupero. È un dramma ambientale perché all'estero vengono recuperati materiali preziosi come stagno, rame, argento, oro, alluminio, però con metodi inquinantissimi, ed è un dramma economico perché noi questi materiali dobbiamo comprarli nuovi, non abbiamo le miniere in Italia di rame, oro, argento, li dobbiamo comprare nuovi. Ora una tonnellata volgarmente di cellulari contiene 100 volte più materiale di una tonnellata di materiale da miniera, con un costo 100 volte inferiore. Quindi il riciclaggio, se non lo si fa, è una sciocchezza ambientale e un dramma economico, o viceversa, un dramma ambientale e una sciocchezza economica. Si deve assolutamente fare. Ricordiamo poi che abbiamo anche il mercato delle centrali nucleari in dismissione. Sì, perché molte centrali nucleari vanno dismesse e ci vuole una tecnologia di cui noi italiani siamo tra i migliori al mondo, e questo è un mercato che vale 200 miliardi per i prossimi 10 anni. 200 miliardi per i prossimi 10 anni, quindi possiamo andare anche su quello. La filiera dell'acqua è un'altra filiera che è il vero oro blu del pianeta, e sul quale ugualmente abbiamo già una filiera molto pronta. Ora io dico solo un dato italiano: per sistemare, fare normale manutenzione della nostra rete idrica, che fa acqua da tutte le parti, è proprio il caso di dirlo, ci vogliono investimenti di 1,5 miliardi per i prossimi 20 anni. Quindi vuol dire creazione di moltissimi posti di lavoro, perché la rete acquedottistica sono migliaia di chilometri, quindi chiaramente ci vuole moltissima manodopera. Altra filiera di cui i forestali ci danno la cifra di almeno 350.000 posti di lavoro, più altri 100.000 per ripopolare 1.800 comuni montani che si stanno spopolando perché non esiste più una corretta filiera legno-boschi. Il legno-bosco è una filiera economica di grande valore che si può sfruttare in maniera assolutamente sostenibile. Ricordiamo che noi sfruttiamo il 30% dell'accrescimento annuo contro una media europea del 70%, e morale della favola, siamo i primi importatori al mondo di legname da ardere. L'Italia, che dimensionalmente è piccola, siamo i primi importatori al mondo di legname, quando abbiamo foreste da nord a sud e sfruttiamo la metà della media europea, abbiamo un margine ancora del 70% senza disboscare 1 metro quadrato. Quindi un'altra filiera che andrebbe sfruttata, va fatto, perché il bosco va manutenuto e ci può dare tantissima ricchezza e 350.000 posti di lavoro diretti. Ultima cosa,
Penultima, le bonifiche. Le bonifiche, qua cito direttamente Confindustria. Che ha fatto un rapporto che si chiama Dalla bonifica alla reindustrializzazione. Dice che per bonificare 38 siti di interesse nazionale potremo dare lavoro a 200.000 persone, creando un ciclo economico virtuoso in positivo. E questi sono dati Confindustria, non sono dati del Movimento 5 Stelle o di ambientalisti. Dissesto idrogeologico, anche qui abbiamo l'Associazione Nazionale Bonifica e Irrigazione, che ha calcolato che la messa in sicurezza di quasi 3.000 aree, quelle a maggior rischio sono 3.000 aree, potrebbe vedere la nascita di nuovi impiegati per 50.000 persone. Chiudo dicendo che in moltissime di queste tecnologie c'è un minimo comune denominatore, che sono le tecnologie digitali, l'informatizzazione, i computer in buona sostanza. Ecco, ricordiamoci solo che in Italia verranno richiesti nel corso di quest'anno 85.000 esperti in Information and Communication Technology, quelle che si dicono appunto tecnologie ICT, i computer in buona sostanza, l'informatica. Ecco, questo è un altro settore su cui la politica deve rendersi conto che abbiamo una lacuna di diplomati, di laureati in questo settore, e dobbiamo far sì che anziché importare questa manodopera dall'estero sarebbe decisamente meglio crearla in Italia, visto che è un settore richiesto da moltissime filiere. Quindi chiudo con questo dicendo che ci sono posti di lavoro disponibili, e non lo diciamo noi, lo dicono sempre le associazioni di categoria, per 85.000 informatici proprio nel corso del 2018. Ecco, io velocemente vi ho dato una serie di numeri che fanno capire quanto sia possibile creare nuovi posti di lavoro. Tanto è vero che 3 anni fa l'ex primo ministro, l'allora primo ministro, lanciò in pompa magna il Green Jobs. Lo lanciò e basta, perché poi non venne mai concretizzato, non vennero mai emanate una serie di misure per incentivare la creazione di questi posti di lavoro verdi. Noi da 3 anni abbiamo lanciato un contro Green Jobs, un Green Jobs a 5 stelle, e questi sono i numeri che ci danno i professionisti dei posti di lavoro che possiamo creare. Per cui quando la politica vi dice dobbiamo stringere la cinghia, ci sono poche risorse, non è possibile, ricordategli questi numeri. Questi numeri provengono dalle associazioni di categoria, questi posti di lavoro si possono creare. Non ho menzionato diciamo così scientamente la filiera delle auto elettriche, perché è una filiera che fa parte appunto più in generale delle filiere che ho detto in precedenza sull'efficienza energetica, ma speriamo di non fare la fine del fotovoltaico, quando all'inizio di questa avventura l'Italia era la terza produttrice di pannelli fotovoltaici al mondo, e poi è andata a finire, come tutti sappiamo, abbiamo perso 120.000 posti di lavoro. Solo sulla filiera delle auto elettriche possiamo incrementarla, perché siamo già piuttosto ben messi, potremo incrementarla moltissimo, ma dipenderà dalla politica italiana. Ne abbiamo già parlato, siamo terribilmente in ritardo, quindi non mi dilungo, casomai vi rimando al video apposito che abbiamo fatto sempre qui su Radio Veneto 1, che ringrazio e saluto tutti. Grazie al senatore Gianni Girotto per averci presentato anche le priorità del Movimento 5 Stelle proprio in tema di Green Jobs, dell'economia legata alle filiere verdi. Grazie al senatore Girotto, candidato al Senato nel collegio Veneto 1 plurinominale delle province di Treviso, Belluno e Rovigo e Venezia. Grazie per essere stato nostro ospite. A voi. Grazie anche da parte mia per averci seguito. L'invito ai prossimi appuntamenti di approfondimento dedicati alle elezioni politiche 2018 sui canali di Veneto 1. Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.